Qui si evince quanto sia importante un'analisi puntuale, quanto emergano delle competenze trasversali per poter aggredire dei mercati che sono certamente difficili, che sono molto più grandi, molto più strutturati, molto aggressivi rispetto a quanto noi siamo abituati a fare e ad essere. Credo che iniziative come queste, anche con l'evidenza di un premio, quindi con una sana competizione, non possa che far bene, perché è chiaro che noi qui in qualche modo giochiamo, facciamo delle proiezioni, ma poi quello che ho visto è che le imprese hanno preso a tal punto seriamente da fare delle serie valutazioni per utilizzare quelle che sono le analisi, anche oggetto delle nostre valutazioni in termini di premialità, per poter poi farlo diventare qualcosa di produttivo, di vero. Non c'è niente di più difficile oggi che muoversi in un quadro che ha poche certezze e pochi riferimenti, ed invece non c'è niente di più utile che fare delle analisi serie, vedere quante competenze ci sono, quanta bontà c'è nelle nostre imprese, quanti elementi distintivi, per poi andare a raccontare e ad aggredire con il nostro Made in Italy il mondo.